Calimani ci parla di capitali europee dell'ebraismo. Grazie. Prima di tutto permettetemi una considerazione sul sottotitolo del convegno. C'è scritto che il convegno è promosso nell'ambito delle celebrazioni del 500° dell'istituzione del Ghetto di Venezia. Secondo me la parola celebrazione non va bene perché non c'è nulla da celebrare, si può ricordare, si può fare tutto quello che si vuole, ma celebrare no. Quindi penso che questa parola bisogna cancellarla perché se no si rischia in maniera surrettizia di portare avanti un revisionismo storico-culturale che secondo il mio punto di vista è assolutamente inappropriato. Voglio anche dire che io ho scritto una storia del Ghetto di Venezia 30 anni fa, quando nessuno se lo ricordava, e credo che veramente non ci sia nulla da celebrare. Detto questo, io vi parlo di un fenomeno piuttosto sfuggente, che è l'irruzione di coloro che potremmo definire in maniera impropria forse gli intellettuali ebrei nella cultura europea e nelle grandi capitali europee tra 800 e 900. Dico in maniera impropria perché la parola intellettuale è nata dopo, ma il primo a cui si può fare riferimento e di cui non parlerò perché probabilmente ne parlerà l'oratore successivo Cahen è Baruch Spinoza. Spinoza era un marrano di fatto, ma anche un marrano metaforico, come a dire che i suoi piedi erano profondamente legati alla cultura ebraica, ma il suo spirito era assolutamente europeo. Si tratta di una distonia, di una discrasia che caratterizza tutti gli ebrei che in qualche modo partono da un mondo ebraico e diventano protagonisti della cultura europea. Cito dei nomi emblematici, ma si tratta solo di una punta di un iceberg: Einstein, Marx, Freud, Kafka. Ma ce ne sono molti altri. Però veniamo all'Italia. Alla metà dell'Ottocento la popolazione ebraica di Trieste era di 3.300 persone, il 2% dell'intera popolazione. Eppure essi seppero dar vita alla RAS, la Riunione Adriatica di Sicurtà, fondarono le Assicurazioni Generali, la Banca Commerciale Triestina e il Lloyd Adriatico. Io cercherò di parlare molto brevemente perché se qualcuno ha domande su questo fenomeno così interessante e così anche difficile da afferrare, sarò lieto di rispondere. Emblematiche figure della Trieste di quel tempo, del primo Novecento, furono Italo Svevo, che voleva essere sia italo che svevo, ma in realtà si chiamava Ettore Aronne Schmitz. Si sposò e accettò una conversione di, non convenienza è la parola sbagliata, ma insomma formale, perché sposò la cugina che era una fervente cattolica di via Veneziani. Però non perdeva occasione di dire: ho fatto una bestialità di cui mi sono pentito come un ebreo che si battezza. E alla moglie scrive: bacia la mia titina e ricordale che suo padre, che non è più ebreo, ma è sempre più che mai errante. E il personaggio di Bloom di James Joyce si ispira con ogni probabilità ad alcune caratteristiche di Svevo. Ma c'erano anche Carlo Michelstetter e c'era anche Umberto Saba, figlio di una Cohen, ma anche di un cattolico veneziano, e Saba ebbe un rapporto difficilissimo con le sue origini, quasi un odio di sé che Otto Weininger, ebreo viennese, ha ben descritto in un suo libro e che peraltro è anche molto diffuso tra gli ebrei, perché c'è chi si fa orgoglio delle sue origini e chi si fa in qualche modo lo considera invece un sminuirsi e diventa un complesso. Joyce scrive delle lettere interessanti sugli ebrei triestini e quando sa del
incidente in cui Italo Sveveri, un incidente d'auto che lo porta alla morte, scrive non so come quando si tratta di ebrei sospetto sempre il suicidio, benché non ci fosse ragione nel suo caso quando era diventato famoso. La cultura fascista, le cosiddette, perché di razziale non c'era nulla, erano solo volgari menzogne, le cosiddette leggi razziali colpirono Livia, che era un'ebrea e una cattolica molto fervente, e colpirono la famiglia di Italo Svevo. Ma naturalmente, come spesso accade, c'era anche un ambiente che circondava questo scrittore, Gianni Stuparic, che anche lui aveva la mamma e la moglie ebree, Vittorio Bolaffio, Guido Fano, Guido Voghera, Bobby Bazlen e lo stesso citato Umberto Saba. Di questo ambiente Carolus Cergoli ha dato un senso del tramonto in una Trieste che era di fronte alla tragedia. Una poesia, Aronne Pachiz, ebreo coi rizzi del ghetto di Cracovia, un misirizzi, import-export, morto a Varsavia, Sofio Simon, chirurgo a Vienna, fatto baron per ordine del Kaiser, morto a Gorizia, Paola Sofia, cantante d'operetta, fatta a Savon per ordine del Führer, morta a Mauthausen. Questi pochi versi sono la sintesi di una grande tragedia. Ma abbiamo parlato di Trieste per prima, non si può dimenticare Vienna, quella che con un folgorante ossimoro Hermann Broch definì gioiosa Apocalisse. Lì gli ebrei, che erano il 10%, avevano nei licei di frequenze di percentuali che arrivavano anche al 70%, e siccome non potevano entrare nella macchina amministrativa se non si convertivano, furono in gran parte pensatori liberi, furono uomini politici. Io cito i nomi, ma capisco bene che citare dei nomi non basta. Nella Kartnerstrasse, nell'area del Ring, si trovavano e discutevano Freud, Husserl, Buber, Wittgenstein, in parte ebreo, Mahler, Berg, Schoenberg, Kelsen, il fondatore della disciplina del diritto, Karl Kraus, Canetti, Roth, Stefan Zweig. Quel mondo di ieri è tutto scomparso. In Europa il mondo di ieri e naturalmente non dimentichiamo i precursori del cinema, che poi andranno a Hollywood, Lang, Stroheim, Sternberg. Quel mondo di ieri, dicevo, è scomparso, e parlare di tutte queste personalità una a una è assolutamente impossibile in pochi minuti, ma vanno ricordati anche i politici, quelli che erano socialdemocratici, tipo Victor Adler, o anche gli psicoanalisti dissidenti come Alfred Adler, oppure i poeti come Peter Altenberg e Egon Friedel, per non dimenticare anche Schoenberg. Questa gioiosa Apocalisse fu evidentemente fecondissima. D'altra parte la Leopoldstadt veniva chiamata Matzeninsel, la isola del pane azimo. E ho dimenticato Ber Hoffmann, Schnitzler e lo stesso Weininger. Questa irruzione della cultura ebraica nella cultura europea si può spiegare non tanto con specificità dovute all'intelligenza, ma piuttosto che l'intellettuale in quel periodo era un déraciné, era un solitario. Se entrava in magistratura all'università o in luoghi codificati, perdeva la sua forza e la sua specificità. Invece molti ebrei, scrittori, musicisti, letterati, riuscirono a dare in grande massa, perché io vi ho citato i nomi di coloro i quali si distinguono, riuscirono a dare a Vienna
un grande ruolo e a tutta la cultura europea un ruolo che non solo è rimasto vivo negli anni 20, negli anni 30, negli anni 40 e anche dopo la guerra mondiale, ma anche e soprattutto per tutto il XX secolo. Oggi le cose stanno cambiando, il mondo di ieri è completamente scomparso e questi marrani metaforici non ci sono più o quasi più. Nel campo politico il marxismo fu dominato dalla presenza ebraica, cito per tutti Rosa Luxemburg, ma si potrebbero ricordare anche Hilferling. Il marxismo fu visto da molti ebrei come la possibilità di redenzione, subito e comunque. Gli ebrei in Russia erano in una zona ristretta, una fascia, e non potevano entrare a Mosca e non potevano entrare nella Russia, ma lì il marxismo fu fortissimo e per molto tempo il marxismo fu un fenomeno completamente ebraico. In Russia abbiamo nomi come Isaac Babel, come Elia Ehrenburg, come Grossman e come Mandelstam. Anche in questo caso non si tratta certo di un fenomeno così massiccio come fu a Vienna, ma fu un fenomeno interessante e vivace prima che la repressione comunista non stroncasse qualsiasi momento di diffidenza. Berlino e la Repubblica di Weimar erano chiamate Judenrepublik perché il ruolo degli ebrei in Germania era assolutamente preminente e il mondo ebraico aveva reagito con grande intensità all'apertura dei ghetti e alla nuova libertà. Ma per restare un momento a Praga e a Franz Kafka, lì il paradosso è ancora maggiore perché gli ebrei di Praga parlavano tedesco e erano in un impero austro-ungarico sempre in decadenza ma ancora forte. Quando si parla di Praga non si può dimenticare Franz Kafka e ricordare quanto era forte il dissidio e il problema di assimilarsi alla Praga e all'integrazione linguistica. Martin Buber aveva frequentato Praga, aveva conosciuto Kafka e aveva alimentato un dibattito che nei diari di Kafka si ritrova e che mostra quanto fosse l'interesse e l'originalità di queste vicende culturali. D'altra parte Kafka non era solo, Franz Werfel veniva da Praga, Werner Kraft veniva da Praga e poi, come sappiamo, tutte le sorelle di Kafka, tutte le amiche di Kafka finirono in un modo o nell'altro tragicamente nei campi di sterminio. Anche a Parigi, con il Cancan è inventato da un ebreo di Francoforte, ma è la tipica espressione della più gioiosa Parigi. Jacques Offenbach diventa una star a Parigi. Molti ebrei alsaziani si trasferiscono a Parigi, il primo è il fondatore della sociologia Durkheim con suo nipote Marcel Mauss, ma non si può dimenticare la grande importanza che ebbe Henri Bergson. Parigi fu forse una capitale più ospitale di Vienna, però il processo Dreyfus li portò ben presto a una realtà drammatica e devo dire che oggi la minoranza ebraica a Parigi, la più grossa minoranza di ebrei in Europa, vive momenti tragici con la tragica evoluzione della situazione europea dei nostri anni e dei nostri giorni. Dicevo prima che Berlino è stata, la Repubblica di Weimar è stata una Judenrepublik. Di questa Judenrepublik un emblema è una famiglia emblematica, la famiglia Mendelssohn, Moses Mendelssohn, grande intellettuale ebreo,
Felix Mendelssohn Bartholdy, il nipote, convertito in tenera età dal padre Abraham. È interessante leggere qualche riga di questa lettera che Abraham scrive al figlio. Devo supporre che là dove tu sei tu abbia rinunciato al nome Bartholdi che io avevo assunto e che tu l'hai trascurato. E gli spiega che il padre si chiamava Mendel, quindi Mendelssohn, ma dice tu non puoi chiamarti Mendelssohn perché i Mendelssohn sono ebrei e invece tu devi usare il nome dello zio Bartholdi perché così, mentre un Mendelssohn cristiano non può esistere, Bartholdi tu puoi nasconderti e far sapere che tu sei un appartenente completamente alla cultura europea. Questo è l'animo di molti tedeschi, era anche quello che pensò Karl Marx, che aveva una famiglia alle spalle di rabbini, e va ricordato anche un episodio molto importante che accadde negli anni *20, quando a Monaco ci fu una rivoluzione rossa dove il 90% dei rivoluzionari erano ebrei e dove nunzio apostolico in quella città era quello che sarebbe diventato il futuro Pio XII. Di fronte alla violenza degli ebrei comunisti, Pio XII sicuramente ne rimase scioccato e probabilmente questo influì anche sui suoi atteggiamenti successivi. La Repubblica di Weimar fu l'occasione per Gustav Landauer, per Ernst Toller, per Erich Mühsam, per molti altri di tentare di diventare completamente tedeschi e di instaurare nuovi regimi. Ma così non fu e fu il fallimento di un sogno. I rivoluzionari ebrei erano molti, Radek si chiamava Sobelson, poi Trotsky si chiamava Bronstein, Kamenev si chiamava Rosenfeld e Zinoviev, Radominsky, Ryazov, Goldenbach, Litvinov si chiamava Wallach. Insomma, è tutto, e non dimentichiamo che in quegli anni, negli anni 20 del Novecento, fu assassinato il ministro degli esteri tedesco ebreo Walter Rathenau. Ecco, questa è soltanto un volo d'uccello molto rapido su una storia sfaccettata che non può essere semplificata. Per esempio ho dimenticato di accennare a Ernst Bloch alla scuola di Francoforte, che era tutto un fenomeno ebraico, o anche a Hannah Arendt. Questi intellettuali non avevano un pensiero unico, ma interpretavano forse la caratteristica più importante della cultura ebraica, e cioè posizioni diverse in contrasto tra di loro, dialetticamente, direi talmudicamente in contrasto tra di loro, ma capaci e anzi che avevano un forte tentativo di interpretare e di comprendere non solo la tradizione europea, ma anche quel fenomeno di modernizzazione che era sempre più impetuoso e violento. In Italia non fu così. Si possono ricordare Primo Levi, Carlo Levi, Giorgio Bassani, Ginsburg, ma non erano intellettuali simili a quelli di cui ho parlato fino adesso in Europa. In Europa c'erano problemi forti, contrasti violenti, era nato da poco un fenomeno nuovo, alla fine del Settecento nasce la parola semita, nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, viene coniata la parola antisemita e questo odio intinto del moderno positivismo legato all'idea di razza finirà per permeare tutto il Novecento e ad avvelenare moltissime idee e moltissime situazioni politiche. Nel corso dei primi 18 secoli la lotta contro gli ebrei fu religiosa, in qualche caso proto-razzista,
ma non codificata nel modo in cui alla fine dell'Ottocento nacque questo fenomeno nuovo che fu l'antisemitismo moderno. L'odio verso il diverso c'è sempre stato, le carneficine hanno caratterizzato la storia umana di molti gruppi etnici, ma lì per 18 secoli si tentò di convertire. Agli inizi, alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento, da allora non si tentò più di convertire, ma nacquero quei fenomeni di sterminio che conoscete benissimo e di cui non occorre parlare, ma allora la conversione non serviva più. E oggi noi assistiamo ancora in molti teatri del mondo a assurde lotte sempre più incomprensibili perché difficili da essere schematizzate, ma quel mondo di ieri che tentava di interpretare la realtà, forse per governarla, forse per cercare di cogliere al suo interno qualche elemento di comprensione, quel mondo di ieri, come lo ha ricordato Stefan Zweig, è completamente scomparso e semmai qualche piccolo pezzo di quel mondo si è trasferito in parte in Israele e in parte a New York. Ma come capite bene l'ambiente è diverso e questa non è più la stessa storia. Grazie.